Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica sera in diretta su Sesta Rete, canale 215 a partire dalle ore 19:30, la replica alle 23 della stessa giornata della domenica e poi replica anche domani mattina alle 8:30 di lunedì. Insomma, l'appuntamento che vi dà modo di conoscere i risultati, le classifiche, ma soprattutto i commenti legati al mondo dilettantistico calcistico siciliano. Impostazione tecnica, adesso abbiamo Antonio Borzigli. Buonasera a te, Antonio. Buonasera a tutti, benvenuti nella prima categoria. Benvenuti nella prima categoria, perché infatti adesso parliamo di prima categoria, lo facciamo subito con i gironi che trattiamo soltanto con uno sguardo tecnico insieme ad Antonio, poi dopo 4 gironi del campionato di prima categoria saranno visualizzati attraverso le schermate e quindi con un dettaglio ancora più importante. A te la parola. Come ogni settimana facciamo un flash sul girone B, il girone C, il girone D e il girone H. Nel girone B purtroppo il tempo l'ha fatta da padrone, sia la prima che la seconda non hanno potuto giocare, quindi il Casteltermini si conferma con 3 punti di vantaggio nei confronti del Prizzi. In zona playoff vincono tutte le altre squadre, quindi la classifica non si muove. Nel girone C invece possiamo vedere che non c'è stato nessun rinvio, è stato quasi un miracolo questa settimana, vincono sia la prima che la seconda, quindi sia la Stefanese che il Cittadini Stretta, viene fermato il Campofelice contro il San Basilio, ma dobbiamo dire purtroppo che nella zona retrocessione è quasi condannato il Longi perché perde contro la penultima, quindi ormai i punti di stacco sono troppo ampi. Nel girone D invece diciamo che è il girone più combattuto anche di quelli che vedremo dopo, perché a pari punti ci sono ben 3 squadre, sempre a 38 punti, e sono l'Iniziativa, il Merì e il Promende. In questo girone ci sono stati dei big match, infatti il Promende ha vinto contro il Barcellona Pozzo di Gotto, una squadra che lotta nella zona playoff, allo stesso modo l'Iniziativa vince contro il Bastione del Mela 3-2, altra squadra che lottava in zona playoff. Girone H, ormai il girone del Gela, stravinto, una squadra che non si sa cosa ci faccia in prima categoria, infatti, però continuerà un po'. La stessa situazione del Trecastagni, anche se il Trecastagni sta un po' barcollando e vedremo dopo. Da sottolineare anche che in zona play-out invece vincono ci sono 3 squadre a pari punti che sono il Nuccio, il Castel di Iudica e Radusa, tutte e 3 a 13 punti. Bene, adesso andiamo sul dettaglio con i gironi che noi di Penalty seguiamo a 360 gradi, subito i risultati della sesta giornata di ritorno, parliamo del girone A appunto di prima categoria. Don Urione, Bagheria 2-1, Equip Comprensorio Palermo, Bolognetta 3-2, Campobello, Ezio Roma 2-0, Borgata Terrenove, Iatina Pro Monreale 5-2. Città di Castaldaccia, Partini Caudace 1-1, Bonagia Sant'Andrea, Sparta Palermo, rinviata. In classifica la Borgata Terenove continua a vincere e continua ad essere leader indiscussa, adesso sono 10 punti di distacco rispetto alla seconda in classifica che comunque guardiamo nel dettaglio insieme a Giulia. Borgata Terrenove 44 punti, Partini Caudace 34, Equip Comprensorio Palermo 33, Città di Casteldaccia 28, Bagheria e Città Isole delle Femmine 26 punti, Iatina Pro Monreale 22, Bolognetta 21, Don Orione 19, Sparta Palermo 18, Campobello e Ezio Roma 16 punti, chiude la classifica Bonagia Sant'Andrea con 10 punti. Partini Caudace che pareggiando insomma purtroppo si allontana sempre di più dalla Borgata Terenove. Il commento di Antonio. Diciamo che la capolista in questo caso se ne va, 10 la punti capolista di se ne va. E se ne va la capolista se ne va. Diciamo che è una squadra del Borgata Terenove che vanta fra le sue file il nome di un certo peso, siamo con nomi Ciccerbini, Barraco, nomi che hanno fatto comunque categorie superiori e che riescono a dare anche quell'esperienza che in prima categoria spesso è necessaria, soprattutto quando si gioca in trasferta. In questa giornata abbiamo visto questo pareggio che ha fatto allontanare la capolista e soprattutto da attenzionare in questo girone la zona play-out. È una zona abbastanza complicata anche perché per esempio il Monreale potrebbe essere risucchiato nella lotta per la salvezza. Non è stata giocata la partita fondamentale della zona play-out, che era quella fra il Bonagia e lo Sparta Palermo, è stata rinviata, col Bonagia ultimo che riusciva in questo modo, era l'ultima spiaggia in un certo senso, se vince riesce ancora a sperare. Insomma ancora è apertissima soprattutto nella zona bassa. Volevo vedere un attimo di nuovo cortesemente la classifica di questo girone A perché volevo fare una
battuta con Nino Milabito. Allora Borgata, Terenove se ne va. Beh, credo ci sia poco da aggiungere, a 8 giornate dalla fine, 10 punti di vantaggio mi sembrano più che confortevoli. Il famoso discorso riguardante le province, la provincia di Trapani, no? Che usufruisce di questa grande voglia di positività del Trapani. Senz'altro ondata della prima squadra. Anche se il Partinico ha una vecchia tradizione. Sì, più che altro nelle zone del Palermitano, non conosco benissimo il campionato, ma senz'altro il nome del Partinico non è sconosciuto. Beh, ha fatto anche l'interregionale un paio di anni Esatto. fa, quindi vabbè, c'è sempre la lotteria dei playoff che comunque potrà dare modo alla squadra palermitana del Partinico di rientrare verso campionati anche che più gli competono. E adesso passiamo subito all'altro girone di prima categoria, subito i risultati, parliamo del girone E. Robur Aci Sant'Antonio, rinviata. Città di Aci Catena, Calatabbiano 3-2. Aci Bonaccorsi, Ionica Football Club 3-2. Milo Lineri Mister Bianco 5-1. Russo Sebastiano Real Santa Venerina 1-0. Messina Sud Sporting Club Giardini 1-0. Desport Gaggi Tre Castagni 3-2. Per la seconda settimana consecutiva il Calatabbiano non approfitta di questa pausa, forse di riflessione del Tre Castagni, che addirittura perde a Gaggi. Classifica comunque ancora sempre molto interessante, la guardiamo insieme a Giulia. Tre Castagni 47 punti, Calatabbiano 40, Milo 34, Aci Sant'Antonio 33, Città di Aci Catena, Russo Sebastiano 28 punti, Aci Bonaccorsi 27, Robur, Ionica, Robur e Desport 24 punti, Le Real Santa Venerina 16, Messina Sud 14, Sporting Club Giardini, Lineri Mister Bianco 9 punti. Allora sottolineiamo che forse qualcosa sta succedendo al Tre Castagni, perché? Perché da qualche settimana o si stanno un po' riposando perché hanno corso tantissimo nella prima parte del campionato, o forse evidentemente gli inseguitori sperano ancora in un aggancio. Antonio, non so se sei d'accordo su questa... Io sono d'accordo da questo punto di vista, perché il Tre Castagni sembrava un giocattolo perfetto, invece qualcosa sembra che si sia un Anche po' se il Calatabbiano non ne inceppato. approfitta. Non vorrei che abbiamo portato noi sfortuna al Calatabbiano, sono venuti qua ospiti e poi dopodiché si sono fermati. Sì, è vero, Cioè, è vero. Lo dico per Nino dopo, Ci mancherebbe. io me ne lavo le mani. In generale comunque la cosa interessante di questo girone è che in questo girone non ci sarà mai una partita in cui una squadra può, fra virgolette, regalare punti all'altra. Perché la differenza fra la zona playoff e la zona playout è minima, bastano 3 punti per essere risucchiati nella zona playout o 3 punti per sperare di partecipare alla zona playoff. Da questo punto di vista infatti il Calatabbiano forse si sta adagiando, perché ha 6 punti di vantaggio nei confronti della terza, che è il Milo, e risulta quasi impossibile ormai agganciare il Tre Castagni. Però bisogna sempre vedere in prima categoria, proprio per quello che abbiamo detto prima, se il Tre Castagni va a giocare un campo salvezza molto importante potrebbe anche perdere. Certo. Il fattore campo in prima categoria è fondamentale. Indubbiamente, anche se poi dopo nella posizione dei playoff bisogna anche stare attenti, perché poi si rischia di incontrare squadre blasonate come ad esempio l'Aci Sant'Antonio, che può essere una mina vagante soprattutto nei playoff. Nino? Per la lotta a promozione diretta, senz'altro sono d'accordo più o meno col discorso fatto da Antonio. Facciamo vedere cortesemente un attimo la classifica del girone. Ma credo obiettivamente che quello del Tre Castagni sia un passo falso, ma non abbia assolutamente dei problemi nella vittoria finale, perché è la squadra più attrezzata. Eccola qua la classifica. Per quel che riguarda la lotta ai playoff, sinceramente non darei all'Aci Sant'Antonio il ruolo di mina vagante, perché io la reputo una squadra abbastanza attrezzata. Nel senso che poi dopo, se la si incontra nei sicuramente playoff, almeno non stupirebbe affatto. È una squadra forte per i playoff. Per me è una squadra, dopo il Tre Castagni, è la squadra più attrezzata del girone. Non me Quindi ne vogliano il Milo e il Calatabbiano. Certo, ma dico, chi li incontra nei playoff sicuramente sarà la squadra più difficile da affrontare. Però ad esempio, se posso, sì, la partita che è stata rinviata, che è quella contro la Robur, potrebbe essere sulla carta una partita facile per la Aci Sant'Antonio, ma andando a giocare in casa della Robur, che ha necessità della vittoria per levarsi dalla zona salvezza, per stare tranquilla, è una partita sempre difficile. Cioè la Aci Sant'Antonio se la deve giocare, se la deve giocare forte. Certo. Proseguiamo, adesso parliamo del girone F, chiaramente sempre di prima categoria, sesta giornata di ritorno, questi i risultati.
Città di Maletto, Belpasso 2-1. Città di Catania, Ciclope Bronte 2-1. Città di Randazzo, Città di Mascalucia 5-1. NBI Mister Bianco, Città di Valverde 1-4. Tremestieri Etneo, Real Adrano 3-1. Gravina San Paolo, Real Città di Paternò, sospesa. Cometa Calcio Biancavilla, San Giovanni La Punta 3-2. E ancora una volta un girone molto intenso, quello F di prima categoria. Ancora una volta le 3 squadre di testa hanno vinto. Sarà veramente durissima questa situazione legata appunto alla girone F, perché tutte e 3 le squadre sono secondo me super attrezzate. Parliamo chiaramente del Città di Catania, del Città di Valverde e anche del Città di Randazzo. Tra poco parleremo anche con il capitano del Città di Catania, ma guardiamo la classifica e poi la commenteremo anche insieme ad Antonio Borzì. Città di Valverde 44 punti, Città di Randazzo 43, Città di Catania 42, Real Città di Paternò 34, NBI Mister Bianco 28, Città di Mascalucia 27 punti, Città di Maletto 26, Ciclope Bronte 23, San Giovanni La Punta 21, Gravina Calcio 20, Belpasso 17, Cometa Biancavilla 14, Tremestieri Etneo 13, chiude la classifica Real Adrano con 8 punti. Antonio, io ho detto bene, secondo me sino all'ultimo sarà una dura battaglia per vincere questo girone. È un girone dove bisognerebbe vedere ogni partita, sarebbe bello andare a vedere ogni partita delle capoliste perché se le daranno di santa ragione. Volevo partire dal basso perché in questo girone purtroppo sembra quasi condannato il Real Adrano, che ha perso oggi l'ultima possibilità, era contro il Tremestieri Etneo, che era la penultima in classifica. Approfitto della presenza di Nino, il sinistro migliore della prima categoria. E lui, lui è di parte, ci conosciamo da anni. Sì, lo so che vi ho avuto la sfortuna di averlo come Ma cos'è, una battuta oppure un complimento? Non lo so, di tanto in tanto faceva pallonetti. Ho capito. Bene. Ne approfitto per fargli una domanda. Sì. Ovviamente lui è di parte, però glielo chiedo. Fra le tre squadre in testa, qual è la squadra migliore? Bella domanda gli hai fatto. Guarda, ti rispondo sinceramente, senza essere retorico, No, davvero non riuscirei a darti una favorita, perché se è vero che il Città di Randazzo ha un paese, tra virgolette, alle spalle, che sì, in questi campionati è fondamentale. Certo. È anche vero che Città di Valverde e Città di Catania annoverano giocatori che comunque l'anno scorso hanno vinto il campionato di promozione. Sì. Quindi obiettivamente il livello tecnico è abbastanza alto del girone. Davvero. Forse leggermente il Valverde, senza nulla togliere né al Città di Catania né chiaramente alla Città di Valverde. Valverde è Randazzo. una squadra costruita sicuramente per vincere il campionato. È anche vero che poi negli scontri diretti abbiamo fatto più punti noi che loro. Sì, è vero. Però come ti dicevo prima, il calcio appunto non è una scienza esatta. È bella però questa atmosfera, no? Perché sino all'ultimo insomma si gioca per vincere. Bella per noi, non per loro. Certo. No, ma invece ti dirò, secondo me queste 3 squadre fanno bene al calcio, perché è la dimostrazione di come con un minimo di organizzazione anche in categorie tra virgolette inferiori riesce a fare bene e rendere lo sport un po' più gradevole. Ma il presidente lo vuole vincere questo campionato? Salutiamo il presidente Pinazzo. Il presidente Pinazzo ci tiene abbastanza a vincere il campionato. So che ci segue, lo salutiamo, speriamo di averlo ospite anche in trasmissione. Salutiamo anche Ciccio Zuccaro, con la quale insomma abbiamo vissuto delle bellissime esperienze calcistiche. Ma chi lo può perdere questo girone? Sicuramente andrò controcorrente con quelli che sono solitamente detti calcistici che col cuore si vince. Secondo me chi perderà meno la testa da qua a fine campionato riuscirà. Quindi bisogna stare molto attenti. È un campionato che si gioca col cuore ma anche con la testa. Io vorrei fare l'ultima battuta per chiudere. Secondo me saranno fondamentali non tanto gli scontri diretti eccetera, che ovviamente avranno il loro peso, ma ci sono 3 squadre che decidono il girone: Mister Bianco, Mascalucia e Maletto. Queste 3 squadre sono ancora in lotta per i playoff e se venderanno cara la pelle potranno far perdere punti alle 3 squadre prime. Sono pienamente d'accordo e mi sento di aggiungere anche qualche altra squadra. Città di Mascalucia. Sì, quello senz'altro, ma anche qualche altra squadra che sta lottando per esempio oggi il Bronte vi ha dato
onore al Bronte che si è giocato la partita come dovrebbe essere La tutte le squadra settimane. di Ignazio Orefice, non perché lo conosco, è sempre stata una squadra dura a Ma morire, vedi, lottano Ettore, su anche tutte oggi le il Bronte palle. stesso aveva giocatori del calibro di Gianluca Catania. Certo, in Parliamo di Bresciano. 100 presenze in Serie C. Sì, 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 Non è un indubbiamente. Bene, e adesso chiudiamo la parentesi del campionato di prima categoria, lo facciamo con l'ultimo girone che trattiamo, parliamo del girone G, sesta giornata di ritorno, i risultati. Megara Augusta, Floridia 4-0. New Team Ragusa, Città di Augusta 1-2. Atletico Scicli, Atletico Militello 1-1. Città di Canicattini, Frigentini 2-4. Ellenica, Carlentini 3-3. New Pozzallo, Marina di Ragusa 0-1. Sporting Eubea, Belvedere 1-0. È successo l'imprevedibile, no? Che il Belvedere perde e vince il Marina di Ragusa che finalmente sorpassa la squadra siracusana. Insomma, anche in questo girone credo che vivremo sino all'ultimo molta tensione, sempre nell'ambito sportivo, ci mancherebbe. Guardiamo la classifica al completo. Marina di Ragusa 43 punti, Belvedere 42, New Pozzallo 38, Megara Augusta 35, Sporting Eubea 34, Floridia 33 punti, Città di Canicattini 27, New Team Ragusa 24, Carlentini 19, Atletico Militello 18, Atletico Scicli 17, Frigentini 15, Città di Augusta 14 e Ellenica 14 punti. Una vittoria che non ti aspetti del Marina di Ragusa, addirittura uno scontro importante contro il New Pozzallo, vittoria che poi permette alla squadra ragusana di volare al primo posto, una domenica coi fiocchi per la squadra. Anche perché il New Pozzallo era in grandissima forma, ha fatto vittoria molto rotonda nelle settimane precedenti. Quello che non ti aspetti è il Belvedere che va a perdere contro lo Sporting Eubea. Anche in questo caso però fondamentale, quello che dicevo prima a Nino, è una squadra che sta lottando per i playoff, non lascia scampo. In questo caso però in questo girone, vedendo la classifica, c'è il Canicattini e il New Team Ragusa che hanno ben poco da chiedere, quindi potrebbero essere dei campi anche in questo caso un po' decisivi nella lotta per vincere il girone. Se la giocheranno fino alla fine Ragusa e Belvedere. In zona play-out il tutto è incerto, abbiamo due squadre a 14 punti, quindi Città di Augusta e Ellenica che lottano per non retrocedere. La squadra che sta tentando di emergere è il Carlentini a 19. E la domanda la facciamo a Nino, sarà sicuramente, come ha detto bene Antonio, sino all'ultimo un duello tra Ragusa e Belvedere. Adesso forse con questa sconfitta il New Pozzallo forse probabilmente ha abdicato per cercare di vincerlo questo girone. Beh, io se fossi nei panni di un giocatore del New Pozzallo e vedo ancora la possibilità di arrivare in testa, difficilmente mollerei la presa. Anche se insomma il Marina di Ragusa da più parti si dice che sia molto attrezzato per Sì, questo. il Marina di Ragusa è abbastanza attrezzato, ma anche il Belvedere è un gruppo che giocano insieme, anche la passata stagione hanno giocato insieme. Sono stati in vetta fino alla scorsa Hanno settimana. detto bene, quindi non è un caso neanche questo. Comunque vedi il Belvedere o più il Ragusa? Io Marina? sinceramente vedo, non conosco bene il Marina, però so che il Belvedere mantiene lo stesso gruppo già da qualche anno. E questo fa tanto. E questo fa tanto in una vittoria finale. Indubbiamente. Bene, abbiamo quindi chiuso la parentesi dedicata al campionato di prima categoria. Salutiamo e ringraziamo Antonio Borzi, come al solito sempre presente, celere e dettagliato nel raccontare questo campionato che ogni domenica insomma regala tante emozioni e È sorprese. sempre una no? categoria particolare, arrivederci a tutti. Benissimo, grazie ad Antonio, ci dobbiamo fermare, tra poco la bella solita finestra dedicata al calcio a 5 insieme ad Alessio Patti, abbiamo la pubblicità. A tra poco.